Buonasera a tutti e ben trovati. Ancora una volta Busacchi accende i suoi colori, sono i colori di una tradizione autentica mandata a memoria. Una grande festa che si sta sviluppando per le vie del paese, avete sentito, e in questo caso l'applauso lo rivolgiamo ancora una volta ai tamburini e trombettieri Sasartiglie, quindi Oristano che si racconta attraverso questo evento secolare, quegli stagni che custodiscono un'antica memoria. Busacchi apre le porte dell'ospitalità, Busacchi mostra con orgoglio quello che è il frutto di una tradizione mandata a memoria che viene promossa, che viene valorizzata in ogni giornata dell'anno. Sono tante le persone che si sono date appuntamento questa sera qua in questo centro del Barigado, che ritrova le pietre di trachite rosa che riflettono poi quello che è un sentimento di un'intera comunità. Noi abbiamo acceso una diretta perché vogliamo raccontarvi ciò che sta accadendo proprio qua a Busacchi. Da una parte la Sartiglia, quindi Oristano, ma tra poco altri suoni, quei campanacci, quei che scandiscono un ritmo scandito in questo caso attraverso il carnevale della nostra Sardegna, il carnevale tradizionale. E c'è un'immagine che fa il giro del mondo, una cartolina di Sardegna che racconta la nostra isola ovunque, in questo caso Ottana con i Boes e Merdules. Carnevale di Ottana, uno dei più caratteristici e interessanti di tutto il Mediterraneo. Abbiamo dato quel richiamo, una cartolina di Sardegna che si racconta in tutto il mondo. L'associazione culturale Sosmerdules Bezzos de Ozzana, che in questo caso è protagonista a Busacchi in questa giornata, Boes, Merdules e poi Safilonzana, quella figura che cammina, ricurva sotto il peso degli anni e porta il fuso, pronta a tagliarlo in segno di malaugurio. Un'associazione che ovviamente valorizza le tradizioni del proprio paese, Ottana, un centro che ha ritrovato negli ultimi anni una fisionomia industriale, ma gli abitanti tengono vivo quel filo della memoria di cui parlavamo prima. E quindi l'applauso di tutta la piazza verso Ottana, Sosmerdules Bezzos, protagonisti ancora una volta e al centro dei riflettori in una Sardegna che ci piace raccontare, che ci piace descrivere. Queste maschere, come potete vedere, che sono delle vere e proprie opere d'arte realizzate dagli artigiani locali che si trovano appunto a Ottana. Un viaggio in questo paese che merita di essere scoperto e soprattutto approfondito. Ancora uno spaccato di Ottana attraverso le nostre immagini e quei suoni, quei campanacci che richiamano alla Sardegna più arcaica. Con l'applauso sottolineiamo il passaggio di Ottana e con l'applauso apriamo invece al passaggio di un'altra formazione che arriva da un centro vicino. Parliamo di Neoneli, in questo caso Soscorriolos, maschere del carnevale neonelese, regione storica del Barigado. Ci troviamo nella provincia di Oristano, tutto è pronto per il loro ingresso in piazza, riscoperti in tempi recenti grazie al ritrovamento di alcuni scritti del 1700 attribuiti proprio al padre gesuita Bonaventura Licheri. Il silenzio che cala in piazza, le telecamere accese e questa diretta che dà la possibilità davvero alle tante persone che ci stanno seguendo di vivere ancora una volta il carnevale tradizionale della nostra isola. Soscorriolos, Neoneli.
L'applauso per Noneli, Soscorriolos, Alessandro, raggiungimi qua sul palco. Appena il rito si completa, ciclo di vita e di morte. Alessandro, ti chiedo di raggiungermi sul palco. ancora un applauso per Soscorriolos e quindi Noneli che ha raccontato passi di tradizione. Alessandro, ti ho voluto sul palco per dare la possibilità ancora una volta a tutte le persone che magari non vi hanno mai visto di capire, di entrare nel vivo della vostra maschera, non i campanacci, ossia l'animale che danno il ritmo, che cadenzano il passaggio. Buonasera a tutti, allora noi portiamo le ossa sulle spalle, le ossa hanno un significato apotropaico, di scacciata degli spiriti maligni, è anche un simbolo di morte e di rinascita. Queste maschere, o per meglio dire costumi rituali, uscivano in Sardegna per richiedere l'acqua e annate agrarie abbondanti. Avevano un'antica connotazione fin dal periodo dell'età della pietra. Venivano raffigurate appunto figure antropomorfe con protumi, cervine e taurine. Questo perché? Perché anticamente c'era un forte connubio tra uomo e animale, perché l'animale rappresentava la sussistenza dell'uomo stesso con la caccia. In tempi un po' più recenti, ma ancora tanto antichi, nel periodo romano, in Sardegna viene importato il culto dionisiaco, che non si discosta tantissimo dal significato originario, ma appunto viene data una connotazione dionisiaca, sempre di morte e di rinascita. Grazie Alessandro per questa descrizione attenta e puntuale. Con te l'applauso ovviamente si estende a tutta questa associazione che muove i fili della cultura proprio a Neoneli. E ancora una volta il silenzio in piazza qui a Busachi, perché c'è un'altra maschera della tradizione della nostra Sardegna che in questo caso arriva da Ustis. Il saluto e l'applauso per Soscolonganos.
Austis Sascolonganos, l'uso delle ossa ha un significato rituale, perché proprio dalle ossa si rigenera poi la vita. Le nostre immagini attraverso questa diretta stanno restituendo un passaggio di tradizione che, come vedete, accende i riflettori qua a Busacchi in onore di questa manifestazione che ritrova davvero i colori della tradizione più autentica. Ancora un applauso agli amici di Austis in questo caso, e ancora da parte loro il messaggio di un rito. Ancora un applauso per Austis, che ci ha regalato uno spaccato di quella tradizione che ovviamente si respira nei giorni del Carnevale, il 16 gennaio, che apre alle grandi feste in Sardegna e ritrova davvero l'entusiasmo di tutti. Ancora una maschera del Carnevale, in questo caso ci trasferiamo nel nord dell'isola di Sardegna con Sennori, il saluto e l'applauso per Sos Gigantes. Sos Gigante de Senneru, figure che camminano sui trampoli che incarnano la leggenda dei giganti in Sardegna. Secondo la tradizione popolare sarda, i giganti erano esseri imponenti che abitavano l'isola prima dell'avvento dell'uomo, che indossavano folte pellicce, una cintura intrecciata con campane che risuonavano in armonia con la natura circostante. Melodia capace di comunicare con gli spiriti della terra e i suoi elementi, copricapo ornato con le lunghe corna rappresentava la loro connessione con il regno animale e la natura selvaggia. Sennori, l'applauso ancora una volta per i Gigantes. le immagini della della nostra regia stanno catturando ogni dettaglio. Anche i bambini vanno a completare in questo caso
la figura de estos gigantes. Pro Loco da tempo organizzava iniziative di promozione e valorizzazione del carnevale sardo e delle sue tradizioni in occasione del carnevale sennorese, appuntamento identitario e di grande festa. Ancora un applauso per salutare questa formazione ospite qua a Busachi. Vi chiediamo di stare in piazza, di non abbandonare il centro di questo nostro passaggio, perché si riempirà ora anche di altri colori. Sono i colori della tradizione che ci riportano davvero in questo paese. Abbiamo parlato di quelle pietre di trachite che raccontano al meglio il centro storico, ma soprattutto quelle tradizioni che vengono incarnate ancora oggi da tante signore che l'abito tradizionale lo indossano. E poi nella giornata di oggi basta passeggiare per le vie principali del paese per ritrovare quel museo a cielo aperto che questi abiti li valorizza, li mostra con tanta passione ma soprattutto con tanto orgoglio. E c'è una formazione, Busachi Bella Mia, che trapunta di note, di pensieri e soprattutto di bellezza il proprio paese. Ed è una delle tante associazioni che nobilitano questo centro che oggi ci accoglie, e abbiamo per questo grande finale, prima della rassegna che tra non molto accenderà i suoni per ciascuna delle tante associazioni presenti, proprio la mescolanza di appartenenze, la bellezza. Quest'anno abbiamo voluto significare il momento più rappresentativo della nostra manifestazione con tutte le formazioni insieme che adesso guadagnano l'ingresso, e sarà bellissimo ritrovare tutti i colori dell'isola. E non a caso questa manifestazione ha per titolo Busachi e i suoi colori, ma potremmo dire anche i colori di tutti. Un applauso forte alla Sardegna che si ritrova. Noi abbiamo dei suoni, grazie agli amici di Fantasia Folk, che a questo punto si accenderanno, e tutti questi nostri amici che adesso stanno guadagnando l'ingresso si ritroveranno intorno ad un ballutundu libero, senza distinzioni di associazioni, ma proprio con la bellezza di poter condividere il passo di questa danza. Sono veramente tanti, pensate che abbiamo contato 370 amici che sono arrivati da tutta la Sardegna, che adesso si ritrovano proprio dentro questo suono. Guardate quanti sono, veramente un numero infinito, e possiamo già cominciare a formare un cerchio per poter animare questa danza che riunisce tutti. E quindi, a beneficio delle nostre telecamere, che fra un po' si riaccenderanno anche per la rassegna regionale del folklore, questo gran finale della prima parte di Busachi e i suoi colori, che la Pro Loco di Busachi e tutta la comunità che ci ospita oggi ha voluto organizzare per fare festa insieme. Ecco qua ancora le ultime decine di amici che si fanno spazio qua dentro. Sarà un ballo bellissimo che Sardegna Live vuole catturare a beneficio anche di chi questa sera non è a Busachi ma potrà condividerne la bellezza. Ancora amici che entrano, ancora pochi secondi e questa danza prenderà forma con tutti i colori dell'isola. Ben 15 formazioni folcloriche, 5 gruppi in maschera, i tamburini e i trombettieri di Oristano, e poi i cavalli e i cavalieri, le amazzoni, che vi hanno ovviamente chiuso il percorso. E allora, mentre ancora continuano ad entrare nel gioco di questo ballo i nostri amici, possiamo già cominciare a dettare i suoni della tradizione, e intorno a questi suoni navighiamo verso un ballo meraviglioso. Un applauso a Busachi e a tutti i colori della Sardegna.